Continua la striscia positiva della FMCZ Rugby Rovigo Delta, grande vittoria 89-7 a Waterloo contro i Barbarians del Belgio, qualificazione per la finale Continental Shield contro Calvisano che ha avuto la meglio sulle Fiamme Oro, per cui andando oltre la classifica del Tbilisi, e la finale appunto sarà tra i Rodigini e i Calvini tra marzo e aprile. C'è da dire che oltre la chiusura della prima fase della Coppa Europea della Continental Shield ci riaffacciamo al top 12 che riparte sabato da Roma con la sfida con la Lazio. Parliamo con i protagonisti della puntata di oggi. Guido Barion. Ciao Guido, bentornato. Ciao, buonasera a tutti. E con Guido Antonio Romeo. Ciao Antonio. Ciao Andrea, ciao a tutti, buona serata. Ora Guido, tu uno dei protagonisti del match insieme ovviamente ai compagni, una vittoria larga, ampia, già dopo 13 minuti, 4 mete, bonus e insomma passaggio del turno acquisito. Sì, esatto, è stata una partita diciamo in discesa, però sono sempre quelle partite legate a una trasferta insomma, che può distrarre, e abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo fatto 80 punti e tutti avevano una grande attitudine nel gioco e niente, ci siamo divertiti, è stata una bella giornata di rugby e basta. Ecco, tra l'altro durante il mattino, insomma, era una mattinata abbastanza ghiacciata, ecco lì a Waterloo, poi è uscito il sole, non un grande caldo mi sembra di capire, però il campo è tenuto bene, quindi la possibilità di giocare, Antonio. Sì, tra l'altro logisticamente eravamo a 500-600 metri dal campo, l'albergo distava dal campo circa 600 metri. Comodi quindi. Quindi la scelta era quella di andare a piedi il giorno della partita, ma la mattina Umberto alle 6-7-10 siamo trovati giù io, lui e Franchino Properzi e abbiamo fatto una passeggiata a -1000 per andare a vedere il campo, giusto per capire effettivamente quanto ci voleva, insomma, per imparare la strada. C'era un freddo, era tutto ghiacciato, però insomma abbiamo capito che in 7 minuti saremmo stati allo stadio, quindi questo ci è servito per organizzare insomma il pre-partita. Ecco, Guido, è un po' anomalo andare allo stadio a piedi, no? Beh, diciamo che è stato un per te no, alla caserma Gelsomini mica tanto, di la verità. Però è stato un buon preriscaldamento, diciamo. No, infatti anche questo è un po' anomalo, ma non ci ha distratto, e quindi insomma è andata bene. Un po' particolare come situazione, ma niente, abbiamo affrontato anche questo. Ecco, tra l'altro è un impianto piccolo ma molto ben curato, almeno dall'immagine mi sembrava di capire questo. Sì, c'era un sintetico, buone condizioni. E anche clubhouse? Sì, una clubhouse molto carina che si affacciava proprio sul campo con le sue vetrate. No, è molto carino, dai. Ecco, forse Antonio ci si aspettava qualcosina in più dai Barbari, nel senso qui hanno venuto un po' più cara la pelle, ora è un Rovigo molto più pimpante rispetto a quello del 15 dicembre. Sì, ricordiamo innanzitutto che questi Belgium Barbarians sono una selezione di 7 club, mi sembra, del circuito nazionale appunto del campionato belga, per cui diciamo a rotazione ci sono giocatori che entrano e che escono, si trovano anche loro qualche giorno prima della partita e secondo me anch'io onestamente mi aspettavo qualcosa di più, essendo la loro ultima partita, essendo che la giocavano in casa, anch'io pensavo ci fosse, come dire, un segnale maggiore, perché sai magari il dislivello c'è, però tu dici partita dopo partita, sai, la squadra si unisce, si prendono un po' di contromisure e si cerca di limitare il gap, invece così non è stato. Ecco Guido, tu giustamente hai sottolineato che questo tipo di match tante volte ti tira dei tranelli, invece l'atteggiamento è stato quello positivo, quello professionale, quello insomma al 100%. Sì, guarda, Umberto ci aveva messo in guardia in settimana, e appunto perché loro cambiavano 8 giocatori e noi comunque, come ti ho detto prima, siamo andati là, abbiamo fatto la nostra partita, eravamo preparati, c'era una grande attitudine e fin da subito abbiamo imposto il nostro gioco e niente, poi abbiamo preso il largo. Certo. Esatto. Antonio, intanto da un punto di vista statistico, no? Tu curando videoanalisi all'interno del club, hai sott'occhio certi dati, è stata una buona possibilità per dare anche minutaggio magari ai ragazzi che non ne hanno così tanto e far riposare altri che invece insomma hanno già un buon livello di presenza in campo. Sì, tra l'altro
se avete notato, intorno al 20esimo, 22esimo del primo tempo Lubian è stato tolto proprio perché avevamo già fatto le 4 mete, lui è uno di quelli, diciamo, con il minutaggio al limite, per cui non è servito, la prestazione della squadra è servita ad Umberto che era in albergo a soffrire, diciamo, a migliorare la situazione di Edo tirandolo fuori. Detta come avevo detto, quanto ha sofferto Umberto? Ma guarda, diciamo, gli accordi erano Franchino in campo, io in tribuna e lui in albergo. Lui mi avrà telefonato svariate volte e in alcune di queste volte mi ha detto qualcosa da riferire a Franchino, insomma, per cui c'era questo triangolo. Quindi vuol dire che più delle volte era lui che si lamentava del fatto che non ci stava dentro in albergo. Sì, era un po', sì, ma lui è così, sapete, insomma, ormai non lo scopriamo, insomma, carattere sanguigno, è uno che sente tantissimo le partite, non lascia nulla al caso, e a volte mi chiamava: ma perché ha calciato? Ma perché non ha passato? Alberto, cosa ne so, sono seduto, cosa posso fare per te? Certo. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere subito gli 89 punti della Femici Z Rugby Rovigo Delta a Waterloo, poi rientriamo perché ci affacciamo nel top 12 massimo campionato italiano di rugby che riparte nel girone di ritorno sabato. Sesto e ultimo turno, il Continental Shield tra Femici Z Rugby Rovigo Delta che a Waterloo va a sfidare i Barbarians del Belgio. Questa sfida così importante per i rossoblu dopo la bella vittoria alla guizza è di David Odiete. Diego Antel prova a uscire dall'area del placcaggio, a una mano il pallone a Guido Barion, muove le gambe Guido, prova lui ad andare, riesce a leggere uno spazio perfetto, va oltre 2 placcaggi, Guido Barion sta andando in meta, offload per un grande, la squadra belga, e addirittura si deve anche inchinare al lavoro nel breakdown da parte del Rovigo con un tenuto, e qui la gara di velocità con Massimo Cioffi che sembrava un lancio calcistico. David Odieti in sostegno, ancora sostegno centrale a parte di Piero Dominguez, ed è la prima meta in rosso-blu per Piero Dominguez. Iniziano a girare le gambe, diventa un problema soprattutto quando c'è Cioffi, Reves Pass, Matteo Canali allo scontro, la seconda linea romana. Palla a disposizione, cerca di alzare il ritmo la Femici Z Rugby Rovigo Delta, palla velocissima, mani a mani con Venco, sostegno esterno di Guido Barion, l'autostrada di fronte a Guido Barion, taglia dentro, fa fuori anche la copertura del numero 8 Ghion, e c'è la terza meta, l'11esimo per Guido Barion. Ricky Loro fuori, ancora Dominguez, Antol finte va, le gambe dell'argentino, ancora il sostegno dell'altro argentino Piero Dominguez, Thor Alvorsen, la palla prova ad andare verso Ricky Loro, la mette a disposizione, salta Dominguez, ancora Antol, David Odiete, il piede di David Odiete, Massimo Cioffi, semina il panico, Massimo Cioffi resta in piedi, piroetta, non ce n'è per nessuno, Massimo Cioffi lascia tutti di stucco dei rossoblu, cambio di senso, Dominguez, ancora Barion, Diego Antel vede l'intervallo e lui ci si butta immediatamente, il pop per loro, Thor Alvorsen, palla fuori, arriva Pippo Cadorini, alza l'asticella, alza il ritmo Rovigo, mette in difficoltà la squadra avversaria, ancora Ricky Loro nel senso, Dominguez, il piede di Odiete, la corsa è di Massimo Cioffi, ancora in mezzo ai pali, seconda meta personale per il Beneventano. Lento contro Rovigo, Cadorini, Venco, giù, e adesso il drive rossoblu che trova un buon avanzamento, shift all'angolo, pallone per Pippo Cadorini come ultimo elemento del drive, ancora Rovigo che avanza, c'è il vantaggio messo giù in maniera non corretta da parte dei belgi, c'è la meta del Rovigo, Barbarians 0 grazie alle 6 mete marcate nel primo tempo. Intanto vediamo subito Alversen, la continuità diretta con Antol, Federico Pavesi fuori per Mantelli, Odiete, Julien Ibert messo a terra dalla difesa belga, si prova ancora Rovigo con Francesco Rossi alla soglia dei 22, cambia il senso Julien Ibert, il buco, potrebbe avere un sostegno, palla a una mano, vede Odiete lì vicino, tutto facilissimo per Rovigo, ancora gli avanti sollecitati, turnover però, ancora le mani sapienti di Rovigo con Cadorini che dà libero sfogo alla propria velocità, un interno per la corsa di Leo Mantelli,
il pop per Venco, potrebbe andare lui, Venco apre tutta e c'è la meta di Andrea Visentin. Presenta l'ovale a Ricky Loro, seconda linea d'attacco con Antel per Cadorini a velocità del tallonatore rossoblu. Ben placcato da Ghione, il numero 8, ancora Loro per Thomas Parolo. Ben in evidenza in questa fase centrale del secondo tempo. Come sempre la palla gira velocemente, il piede di Mantelli, la corsa di Barion, placcato forse un po' alto, palla comunque ancora viva per Rovigo, dentro per Niber, Mantelli, Canali, la meta di Matteo Canali. Dal giocatore belga, gioca veloce Cadorini, Antel, il movimento del corpo dell'argentino, ritorna su se stesso da giocatore 7, finta e va, sostegno di Parolo, il piede di Antel, Parolo la corsa di Vermont, palla persa da Vermont, Andrea Visentin ne approfitta per la seconda segnatura personale. Gioca veloce Dominguez, attenzione, Rovigo vuole cogliere di sorpresa i Barbarians belgi, fondo per Barion, Rovigo abbondantemente avanti, stiamo parlando di 75-0 e secondo me potrebbe anche aumentare in questo caso. Altra meta per Rovigo, la presa sul primo blocco, arriva la spinta da parte del pack Rodigino, prova ad arginare il più possibile l'avanzamento del drive belga, sembra tenuta alta, no, in realtà è meta di punizione, cambio di senso, la forza di Debatti, però se la forza non ha il controllo né nulla, e Rossi dopo la testata pianta la testa, inizia a far strada, Parolo, pallone e una mano, ha anche una buona corsa al sostegno di Loro, Parolo per Loro, ben placcato, palla ancora viva con Odiete, ancora Parolo, intanto esce Cadorini, Rovigo in 14, Mantelli rientra, converge, messo giù da Vermont il capitano, ultimi possessi, Vian, meta di Gianmarco Vian che arriva, bandini su, finisce il match qui a Waterloo con la vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta per 89-7, Rovigo in finale di Continental Shield. Ritorna al top 12, fu eccellenza, sabato Rovigo fa visita alla Lazio, praticamente due trasferte tra le più lunghe, Belgio e Roma nella stessa settimana, una Lazio che è assolutamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, Rovigo che è un punto dalla prima in classifica, ovvero il Petrarca. Guido, riparte il campionato, la Coppa ha il suo fascino, ma il campionato resta il campionato. Sì, esatto, ripartiamo da Roma contro la Lazio. Sappiamo che loro in casa sono una squadra molto ostica, nel senso sono romani, non mollano mai e dobbiamo andare là, spegnerli subito niente, siamo pronti per farlo e ci stiamo allenando durante la settimana e niente, insomma, okay. Mi fermo. Perfetto. Antonio, una Lazio che gioca, non dico come Rovigo, ma nella gestualità, nel gioco aperto alla sua massima espressione, soprattutto in casa. Esatto, esattamente così, è una squadra che ha, diciamo, delle caratteristiche simili come movimento di palla, una squadra composta da, l'avevamo parlato anche tempo fa, da svariati giocatori che fanno parte del circuito 7, quindi ragazzi a cui piace giocare la palla, correre, insomma sanno correre, sanno portare palla e diventano pericolosi. Non a caso Calvisano, diciamo, ci ha lasciato un mezzo campionato l'anno scorso verso la fine della stagione con quella sconfitta che nessuno avrebbe mai calcolato, insomma, i loro danni. Per cui, come diceva anche Guido, è una partita che forse va chiusa il primo possibile, perché loro sono a caccia di punti salvezza e se li lasci vivi sono sicuramente in grado di metterti in difficoltà e darti noia per 80 minuti. Quindi da un punto di vista, diciamo, di approccio al match avrà ancora più peso quello che è la forza del pacchetto, comunque delle fasi di conquista, visto le capacità della Lazio nel muovere il pallone, Guido, oppure si imposterà il classico game plan del Rovigo? Vabbè, insomma, ormai tutti hanno visto come giochiamo, però senza la mischia questo sport non si fa niente, quindi andremo là e cercheremo di usare le nostre fasi di conquista per esprimerci
come sappiamo fare e basta. Tu che conosci bene l'ambiente romano, no? Prima l'hai sottolineato, in fondo Fiamma e Lazio molto spesso i giocatori condividono insomma, esperienze, momenti fuori certo. dal campo, no? Almeno queste sono le mie informazioni. Cos'è l'aspetto che ti colpisce comunque della Lazio, che non è composta da giocatori di primissimo livello, che comunque in questi anni, a prescindere dall'anno scorso in cui le retrocessioni non c'erano, si è sempre salvata e ha sempre messo in discussione comunque anche i match con le prime in classifica? Qual è la forza di questo club? Beh, la forza di questa squadra della Lazio è che sono tutti ragazzi che sono quasi tutti romani, gente che si conosce dalle giovanili, e hanno fatto nazionale insieme, e quest'anno c'è anche Gianmarco Duca, un ex Fiamme Oro, adesso gioca nella Lazio, penso che anche lui sia un valore aggiunto per quella squadra. E niente, insomma... Sono affiatati, dici? Sì, sono ragazzi romani e insomma hanno un buon carattere, non mollano mai e si sa, insomma, lo sapevamo già con le Fiamme Oro, quando giocavo alle Fiamme Oro, che dovevamo spegnerli subito, se no era dura tenerli in partita. Tra l'altro la Lazio è la massima espressione del rugby romano, un rugby romano che è formato da tanti piccoli club, tanti piccoli campanili, che non è ancora riuscito, forse la Capitolina a livello giovanile sicuramente sta esprimendo il massimo. Sì, la Capitolina è un'altra bella realtà romana e per le giovanili penso che sia una delle più forti anche in Italia. Assolutamente, è sempre presente sì, nelle fasi finali. Ecco. Esatto, quindi è una bella espressione di rugby anche lì a Roma. Insomma. Ecco, Antonio, chiave del match. Noi abbiamo la palla, loro no. Questa sarà la differenza. Possesso. Non dire tutto. Più riusciamo a tenere il possesso, a muovere la palla, più sicuramente non andiamo in difficoltà, insomma. Perché ovviamente, come diceva anche Guido, come dicevi anche tu, insomma, il loro temperamento in casa può essere fastidioso, per cui se tu riesci a fare un possesso maggiore da loro, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche ovviamente a palla in mano, è chiaro che essendo una squadra che gioca tanto si esalta con la palla in mano, non è altrettanto performante in difesa, per cui quello è la tua arma, quello di mettere in difficoltà nella velocità, nel movimento a largo, nel cercare di portare il pallone insomma nello spazio. Ecco, tra l'altro tu parlavi della vittoria della Lazio contro Calvisano l'anno scorso, una Lazio che non ha né Diego Antol, non ha nemmeno Cicchi, insomma gli aveva preso un po' di elementi che facevano la differenza sicuramente l'anno scorso, e diciamo che la Lazio è coinvolta pienamente in questa lotta per non retrocedere con Valsu e Verona. Secondo te, adesso mettendolo un po' così, è un Valsu che comunque è in ripresa, si è qualificato per la Coppa Italia, Guido, un Verona che comunque ha ampi margini di crescita, una Lazio che è una realtà comunque consolidata, ecco, del rugby italiano. Come la vedi questa lotta? Bah, io penso che la Lazio la spunterà, perché ha il fattore casa che pesa molto, insomma quel campo lì storicamente, vedi Calvisano l'anno scorso, insomma cercano sempre di prendere qualche punto dalle grandi e poi la loro partita in casa la fanno sempre. Valsugana non è promossa, che all'inizio ha pagato un po' il gap della serie, diciamo, e adesso comunque sta migliorando partita dopo partita. Verona non lo so, finora non mi ha ancora detto niente, insomma, come realtà, non lo so, quindi... Da verificare ancora. Sì, esatto. La lotta sui bonus sarà fondamentale, vero Antonio? Sì, c'è da dire anche che Valsugana ha perso l'ultimo minuto la partita che ha disputato proprio lì sul campo della Lazio, per cui la sfortuna della Lazio sarà quella di andare alla fine della stagione a casa di un Valsugana che, come diceva Guido, sta crescendo partita dopo partita. Adesso ha portato a casa uno straniero nei tre quarti, ha fatto tornare Benetti, e per il gioco che ha in questo momento Valsugana, dove ha sicuramente un buon pacchetto e una touche molto organizzata, sai, avere uno che ti tiene in partita a suon di 3 punti come sappiamo Benetti sa fare, è sicuramente direi, insomma, Guido lo conosce bene. Sì, Nicola è un ottimo giocatore, a Valsugana sarà quel qualcosa in più che per la seconda parte della stagione, che secondo me aiuterà
a far vincere qualche partita in più. Quel tocco di esperienza. Esatto, sì, sì, sì. Tu lo senti ancora? Sì, sì, lo sento sempre. Insomma, siete amici comunque? Sì, sì, lo sento. Come sono stati bravi, diciamo, Beraldin o Polla a convincerlo a ritornare? No, non sembrava una scelta facile, immaginavo. Beh, insomma, penso che abbiano convinto la moglie prima che lui. Dai, me la lascia dire Nicola, dai. Sì. Chi veramente porta la divisa in casa? Esatto, sì. Beh, sono scelte semplici sicuramente, poi insomma, tra l'altro penso che un giocatore come lui che ha fatto insomma tanto, ricordiamo insomma la gioia di Guido con la maglia Cremisi qui, insieme a Nicola Benetti con la famosa Coppa Italia di quasi 5 anni fa, Guido, era il 2014? Sì, esatto, 2014. Era febbraio 2014 se non ricordo male. Esatto. Insomma, un giocatore di esperienza che saprà aiutare decisamente il Valsu. Facciamo una cosa, andiamo a vedere subito quello che arriva dagli altri campi del top 12, poi ci concentriamo un po' più su questa trasferta romana vista da un punto di vista rosso-blu e poi analizziamo anche qualche altro spunto in questa puntata di Rugby House. È un Mogliano confidente, quello pronto a rituffarsi in pieno clima campionato dopo la doppia parentesi di Coppa Italia. Ormai da tempo fuori dai giochi per la finale, i ragazzi di Cavinato hanno approfittato del torneo per calibrare le forze sulla seconda parte del top 12, concedendo minuti in campo ai giocatori meno impiegati e recuperando alcuni infortunati d'eccellenza come Scagnolari. I 50 punti rifilati a Padova al Valsugana, vincitrice del girone, quindi pronta a giocarsi il titolo lasciato vacante dalla Laffer Sandonà nella finalissima di marzo, sono arrivati grazie ad una performance degna della squadra sorprendente delle prime giornate. Devastante mischia chiusa, cinica in difesa, abile nella gestione al largo con un Jackman molto positivo, provato ad estremo ed alcune opzioni in regia che ampliano lo spettro delle scelte a disposizione dello staff tecnico. Sabato arrivano al Quaggia le Fiamme Oro, quinte con 8 punti in più dei trevigiani e nettamente proiettate al rientro in area playoff, con il quarto posto a sole 4 lunghezze. Per Mogliano l'occasione di collezionare uno scalpo importante, dando un bello strappo alla classifica che vede proprio nella squadra del presidente Piccin lo spartiacque tra primo e secondo blocco. I 3 nazionali under 20 convocati per le 6 nazioni di categoria, l'accademico Garbisi ma soprattutto da Re e Finotto, privano la rosa di ottimi elementi. Per il resto invece il gruppo è saldo, pronto a tornare in assetto da combattimento per riprendere confidenza con le buone prestazioni e quella vittoria venuta a mancare nell'ultima uscita con i Medicei, in quella precedente con il Varo Rugby a Reggio Emilia ed ancora prima con il Calvisano in casa. L'obiettivo dichiarato di un posizionamento tra ottavo e sesto posto è ampiamente alla portata. Il passaggio con le Fiamme dovrà dire se una ripartenza col botto potrà portare ad un 2019 più luminoso del previsto. Fermo restando il valore tecnico indiscutibile del 15 capitolino, con l'ex Benettone Sandonà Ambrosini sempre più leader ed un reparto di avanti che sta elevando il suo standard uscita dopo uscita. Proprio lì, in particolare nel confronto diretto tra i primi 5 uomini, si giocherà la chiave del match. La particolare dinamica di ingaggio adottato dal Mogliano fin da inizio stagione sta trovando, a differenza che nelle prime giornate, un'interpretazione arbitrale penalizzante, non a caso coincise con la serie di sconfitte di qui sopra. Ma su questo il responsabile bianco-blu Costanzo sta lavorando da settimane e quello contro i poliziotti Cremisi non poteva che essere il migliore dei test di verifica. Padova torna al centro del palcoscenico. Sabato alle 15 la Argos Arena ospiterà la seconda stracittadina della stagione, tra i campioni d'Italia del Petrarca e la matricola valsugana. Fattore campo, classifica, storia, ambizioni e risultato dell'andata pesano tutti dalla parte dei padroni di casa, che guidano la classifica del top 12 con 40 punti. Il Petrarca è obbligato a vincere con il bonus per essere certo di rimanere in vetta, ma per Saccardo e compagni non sarà una passeggiata. Rispetto al match d'esordio, giocato al plebiscito e vinto dall'Argos 49, molte cose sono cambiate. Per i campioni d'Italia c'è stato addirittura un cambio nello staff tecnico, con l'esonero di Allori, vice di Marcato e allenatore della Mischia, che da 2 settimane è passata nelle mani di un trio di senatori composto da Capitan Saccardo, Rizzo e Santamaria. Interessante sarà vedere all'opera il nuovo tre quarti arrivato dall'Australia, il centro ala Angelo Leaupepe, 21 anni, che ha fatto la prestagione con i Melbourne Rebels. Per contro, tra i tuttoneri abbondano gli infortuni, specialmente tra gli avanti, a cui si aggiungono le lunghe squalifiche dei piloni Boreane e Acosta, che hanno ridotto all'osso le opzioni in prima linea. C'è anche da ritrovare morale, dopo la dolorosa sconfitta interna con Rovigo, costata l'eliminazione dalla Continental Shield, con relativo strascico disciplinare e di polemiche. In casa valsugana la musica è un po' più rilassata, nonostante l'ultimo posto in classifica, a 13 punti, in compagnia del Verona, non possa certo lasciar tranquillo nessuno dalle parti di Altichiero. Il club biancazzurro vuole salvarsi, e per farlo non ha esitato a tornare sul mercato,
convincendo l'esperto mediano Nicola Benetti a calzare di nuovo gli scarpini, appesi dopo la finale promozione, marchiata dal suo calcio vincente. Inoltre è approdato alla corte di Pollarù anche un figiano, Levani Curimudu, centro dal fisico imponente. Il Valsugana arriverà alla Guizza pronto a tutto e caricato dalla storica qualificazione alla finale di Coppa Italia, in cui se la vedrà con il Valo Rugby Emilia. Occhi puntati sulla mischia biancazzurra, capace di mettere in crisi buona parte dei suoi avversari. Ultima parte di Rugby House, puntata pre-Lazio, la Lazio che anticiperà poi il big match del 3 febbraio qui in casa allo stadio Mario Battaglini contro il Petrarca Padova, derby d'Italia. Vi ricordo che nel mese di febbraio tutte le sfide della Femici Z Rugby Rovigo Delta avranno luogo di domenica per la concomitanza del 6 Nazioni, anche nel weekend 16-17 febbraio, anche quando diciamo 6 Nazioni non è presente nel calendario rugbyistico, il top 12 continuerà a mantenere la domenica come giorno di riferimento. Guido, abbiamo parlato della Lazio, Rovigo come si sta preparando, come insomma sta andando in questa trasferta romana sulle ali dell'entusiasmo, immagino. Sì, veniamo da un momento molto positivo, bei risultati, vedi il derby a Padova, vabbè, la Coppa in Belgio e adesso torniamo nel campionato. Niente, stiamo allenando bene, c'è entusiasmo e andremo a Roma a fare risultato, ecco. Ecco, Antonio, trasferte come quelle del Belgio, no? Che mettono comunque i ragazzi insieme, come quelle di Roma, forse Roma andate in giornata, quindi non c'è tanto tempo a condividere, insomma, trasferte come quelle del... Beh, sì, condividi le ore di treno. Sì, ecco, insomma, ma sappiamo che c'era anche un gruppo esterno alla squadra, per cui insomma c'era un po', diciamo, di Rovigo. È un modo per stare insieme, no? Per fare gruppo, per godersi anche questo modo di vita, questo stile di vita. Beh, è sicuramente un'esperienza interessante. Diciamo la fortuna tra virgolette di questa trasferta è stata quella che l'orario del ritorno era nel primo pomeriggio, quindi hai avuto comunque, a differenza magari di altre volte che la mattina presto riparti, il tempo di fare tutto, quindi di fare il terzo tempo con l'altra squadra, di andare un po' in giro per Waterloo, di stare tutti insieme, la squadra si è mossa insieme, tra l'altro c'era il presidente con la sua signora, c'erano anche un gruppo di amici, insomma, quindi abbiamo fatto anche una bella comitiva. Avete invaso Waterloo, insomma, è vero, sì. Napoleone 2.0 eravate voi. Sì, no, è stato interessante, insomma, poi la mattina dopo ovviamente i ragazzi dopo la colazione avevano delle ore libere, per cui sono andati in giro, chi è andato a vedere un museo, chi è rimasto a dormire, insomma, ognuno ha voluto fare quello che vuole, però dico, la sostanza è stata che, come ho detto anche magari l'altra volta, sono l'ultimo arrivato in questo gruppo, però ho notato una gran voglia di stare insieme e un netto miglioramento dall'inizio ovviamente ad adesso. L'ho visto proprio nel post partita, quando insomma i ragazzi hanno deciso di andare a bere una birra, non mancava nessuno, si è stati tutti insieme dall'inizio alla fine, siamo usciti, siamo ritornati tutti insieme. Questo secondo me è stata una gran cosa. Poi ovviamente è vero che nel post partita avete coinvolto tifosi del Belgio, sia ragazzi che ragazze, a cantare cori inneggianti Rovigo? sì, è stato il Mastro Edo Lubia che ha celebrato un po'. Da buon capitano di giornata. Capitano di giornata, insomma, ho insegnato delle canzoni dei ragazzi di una compagnia, insomma, di ragazzi del posto che erano nel locale con noi. Poi Waterlesi? No, insomma, è stato bello, insomma, è stato molto interessante e piacevole. Sono quelle cose che poi torni a casa, insomma, con un bel ricordo e sicuramente un po' più ricco dal punto di vista della familiarità che acquisti con i ragazzi, insomma. Ecco, tra l'altro Guido, c'è stato un momento durante il match, quindi nella seconda parte, che facendo una rapida statistica in campo c'eri solo tu e Thor Alvorsen, nati negli anni 80, tutti gli altri erano praticamente gente di 20 anni, quindi insomma anche una bella responsabilità e un segnale, insomma, della... Rovinato la media. No, non è rovinato la media, servono questi giocatori di esperienza, però insomma è un bel segnale, no? Beh, insomma, io non mi sento vecchio, però... Ma no, io infatti non ho detto che sei, perché sei chiaro. Dico, è nato negli anni 80, sono più verso i 90 che verso... Stagionato, dai. Sì, ecco. No, vabbè, insomma, sì, anch'io quando ero giovane c'erano quelli un po' più vecchi che, insomma,
da faro, anche chi magari teneva un po' la squadra, chi... Insomma, vabbè, No, ci ci vogliono, sta. ecco. Certo, no, Non assolutamente. perché sono io, però sì, penso che ci vogliono tutte le squadre. Decisamente. Esatto. C'è da dire, devi dire qualcosa, Antonio? No, sì, non volevo difendere Guido, però voglio dire che non è solo l'età che fa la differenza. A volte ci sono ragazzi giovani che hanno delle leadership naturali, insomma, che magari sono anche maggiori rispetto a chi dopo tanti anni, dopo tanti campionati è ancora lì che gioca. Non è il caso di Guido, però è per dire non è sempre l'anzianità che fa la differenza. A volte ci sono dei ragazzi veramente... Sì, che hanno personalità. Esatto, che quindi come dire, migliorano le condizioni della squadra proprio perché non è solo il vecchio, tra virgolette, a dover continuamente andare a tirare le orecchie magari al giovane, ma c'è anche quella, come dire, quella famiglia di mezzo che ha già una certa responsabilità, che ha già le idee chiare, che dà una mano. Ok, nonostante ci sia magari un gap dal punto di vista della carta d'identità, comunque dà una mano a tenere il gruppo in quadro. Ecco, prescindere dalla carta d'identità, c'è da dire che parlo con te, Antonio, perché Guido è coinvolto in questo concetto. C'è da dire che Guido è in grande crescita, nel senso che abbiamo ritrovato un Guido come lo conoscevamo, insomma, che sta esprimendo i suoi massimi livelli, tra l'altro inneggiatissimo dai tifosi. Guido, che comunque anche sui social durante la ventilazione di la meta di Edo Lubian c'è stato tantissimi tifosi, sì, la prima. hanno apprezzato tantissimo la tua azione, per poi come si fa a dimenticare anche la meta di Davido Diete a Padova, frutto di un tuo Reve Spazio. Insomma, sei in crescita, Guido, a livello di forma? In crescita, diciamo che non venivo da un bellissimo periodo personale di forma, di infortuni, e magari col nuovo anno mi sono un po' registrato anch'io a livello personale e mi sento bene. C'è ancora un po' da esprimere a livello personale da giocatore, diciamo, dai livelli dell'anno scorso, di come giocavo. Penso di essere sulla giusta via e sto lavorando per tornare il Guido dell'anno scorso, e con l'aiuto dei compagni. Sapevano un po' di questa mia, diciamo, difficoltà tra i passaggi, e la vita è cose. ciclica, Sì, per carità, insomma, e come ha detto prima Antonio, la squadra, insomma, anche questo serve, insomma, i compagni. Mi è stata data una grande mano. Tu parli sempre dei compagni, la gente forse non lo sa che Guido è l'unico all'interno della squadra che ha un lavoro e che si sta laureando, per cui insomma non so quanto altro potesse fare nella vita. Guido, è vero questo, no? Sì, però la data della discussione della laurea no, è segreta, perché io non ci... ho tanti amici che mi stanno aspettando per farmi la festa. No, quindi... però sai, è giusto mettere sul piatto queste cose, nel senso che uno dice c'è chi lo fa sempre, tu lo fai sempre, però lavori e in più ti stai laureando. Questo è un dato di fatto che è innegabile, che all'interno di una vita di un ragazzo insomma conti anche l'affetto. Sì, insomma, tifosi, non sono uno che sta con le mani in mano, insomma, una vita abbastanza impegnata, però sì, cerco di far combaciare tutte le mie passioni e, insomma, si va. Si sta impegnando, no? È un esempio, Guido, vero Antonio? A me ha fatto un po' specie la cena di Natale, tra l'altro abbiamo parlato insieme. Sì. Vuoi raccontarla tu, Antonio? Sì. Sicuramente è un bellissimo segnale quello che Guido dà ai ragazzi. Qui veramente c'è una differenza nel dimostrare quello che si può fare tra un vecchio e un giovane all'interno del gruppo. Te lo permetto. Perché ovviamente, sai, magari un ragazzo che ha 18-19 anni, che finisce la scuola superiore, che dice sì, magari vado all'università, non lo so, però adesso gioco a rugby, ti trovi magari un soldino in tasca che prima non avevi, non tanta roba, però insomma la possibilità di allenarti tutti i giorni, di trasformare, diciamo, in un lavoro, anche se magari non hai lo stipendio che ti salva la vita, però insomma per un ragazzo di 18-19 anni può essere una bella situazione, un bel sincronismo, e non capire che non puoi pensare di concentrare tutto lì, insomma. Quindi Guido ti dà proprio l'ago della bilancia dall'altra parte, bisogna dire che con dei sacrifici sia dal punto di vista lavorativo, e il tempo libero lo dedica allo studio, riesce
ad allenarsi con sacrificio e a essere performante come i compagni, nonostante magari non sempre sia in grado di fare magari l'intera settimana di allenamenti come può fare, diciamo, il ragazzo di cui parlavamo prima, insomma, il ragazzo X. Sì, questa è la cosa più brutta, perché dico sempre ai ragazzi che il lavoro più bello è fare il professionista, mettersi le scarpette, andare in campo, quello è la cosa più bella del mondo per me. Dopo magari se salto qualche allenamento, che ne sai, sono un po' così, però insomma si fa. Ovviamente prima di chiudere questa puntata di Rugby House abbiamo detto del grande affetto dei tifosi e dei compagni nei confronti di Guido, e quando noi abbiamo messo online che il nostro ospite era Guido Barion, ovviamente tantissimi messaggi, tantissime richieste, insomma diciamo che partiamo da Claudio, dice: qual è il tuo segreto di bellezza? Beh, insomma, mi alleno, prendo aria fresca, tutto qua. Ti alleni, studi e lavori, quindi è il massimo esatto. che può avere. Amici, colleghi, compagni, ciao Guido. Io e il mio caro amico Andrea Bacchetti e Andrea De Marchi, che salutiamo insieme a Bacco ovviamente, ci siamo chiesti il perché ti chiamano Borraccia. Riesci a darci una spiegazione? Grazie bocca al lupo per la tua stagione. Se si può dire, Guido, altrimenti non è un problema. No, si può dire, nel senso, ero con loro due e quindi è nata questa cosa e basta. Insomma. Una cosa intima fra di voi. Sì, li saluto tutti e due, mancano tutti e due. Perfetto. Tra l'altro Marco Bressan diceva: ciao Guido, puoi spiegarci come riesci a incastrare gli orari da poliziotto, quelli di sportivo professionista? Aggiungendoci anche studenti, insomma. Sì, diciamo do prevalenza agli allenamenti in campo e quelli di palestra li recupero e basta, insomma. Perfetto. Poi c'è tanta gente che ti saluta, poi c'è Paolo che dice: buongiorno, premettendo che sono un profano del gioco del rugby, vorrei fare tre domande, Guido, per chiarire a me e a tutti i meno esperti alcune cose. La prima: è vero che il mark in fase difensiva è scarsamente utilizzato perché la maggior parte dei tre quarti non ha voglia di prendersi le responsabilità di quel tipo? Allora, una premessa: Paolo Fiorencis è stato un mio capitano in giovanile, siamo grandi amici e niente, insomma, vabbè, ha detto che la faceva e lui ha sempre odiato i tre quarti, ecco perché, ecco. Ok, la seconda: ritiene corretto pagare un biglietto per vedere persone che ricevono una palla in apertura da fermi senza profondità e accelerazione per guadagnare metri? Ribadisco che lui odia i tre quarti. Perfetto, vediamo l'ultima, cosa dice? Pensa potremo più rivedere in futuro giocatori che droppano a 45 metri, che fanno carretto di mischia a metà campo fino all'area di meta, oppure passaggi all'apertura con gittata a 30 metri alla velocità di un proiettile? Lo invito alla finale. Insomma, ecco, ovviamente c'è lo spazio per divertirsi e anche giocare un po' su queste cose. Noi siamo in chiusura di Rugby House di questo giovedì. Sabato Rovigo gioca a Roma con la Lazio per la prima giornata di ritorno del top 12, dopodiché l'appuntamento allo stadio Mario Battaglini è il 3 febbraio per il derby d'Italia con il Petrarca, che potrebbe anche significare, insomma, scavalcare i cugini, andare di là, vediamo. Intanto giochiamoci a partita con la Lazio, poi la settimana prossima l'affronteremo insieme e capiremo bene i risvolti di questa partita. Grazie Guido di essere stato con noi. Grazie a voi. Antonio, è sempre un piacere. Grazie anche per me, è sempre un piacere e buon proseguimento. Noi ci vediamo la settimana prossima. Come sempre, ovviamente, Forza Rovigo!